tutti, siamo qui con i grandissimi Cugini di Campagna per i telespettatori di Hit Napoli 70. Allora, salve a tutti. Ciao. Secondo voi come è cambiata la musica italiana negli ultimi 20 anni? Prima bisognava fare soltanto musica, arrangiamenti, bisognava cogliere anche l'esperienza anglosassone del sound, i dischi dovevano suonare eccetera eccetera. Oggi si crea molto a livello così computeristico, perciò non c'è più quell'anima. Ecco perché le canzoni degli anni 70 ancora durano, quelle che hanno successo adesso, a parte certi esempi tipo Pino Daniele, tipo Ramazzotti, quelle sono cose che rimangono, d'accordo, ma la maggior parte delle cose non credo che rimangano, perciò è cambiato da una interiorità ad un'esteriorità molto fatua e molto effimera. Voi avete lanciato la moda del falsetto, però oggi grandi maestri della musica ritengono che il falsetto sia il cosiddetto tumore della gola. Per quanto mi riguarda, io tumore ancora grattandoci un pochino non ce l'ho. State tutti bene in salute, giusto? Bene, sì, no. Bisogna chiederlo ai Bee Gees se poi se hanno iniziato qualcosa. Poi non so se... Abbiamo timori, quelli abbiamo tanti timori. Capito? Timori no. Certo. Timori. Abbiamo i timori di questa è abbastanza seria la cosa. Infatti a noi piace cantare continuamente. Per esempio una canzone che abbiamo scritto forse quasi 20 anni fa, era dedicata a un bambino che stava nascendo e ci ricordiamo quel bambino che stava nascendo, sì. che era... Te lo ricordi? Te lo ricordi? Chi era? Guarda un po'. Che odore di castagni al fuoco, Questa notte finirà e poi, se vuoi, meravigliosamente. Qual è il vostro rapporto con il Sud Italia? Il Sud Italia, innanzitutto, viva l'Italia, questo mi sembra, ma soprattutto il nostro rapporto è quasi da cugini di campagna, perché noi, essendo romani, consideriamo i napoletani e ancora più giù dei cugini grandi cuginoni, perciò per noi non fa assolutamente differenza, basta avere lo stesso cuore e la stessa anima, soprattutto quando è anima mia, che anima mia è importante. anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Hai capito, Isabella? È questa? Ho capito. Chiarissimo, così è chiarissimo. Allora. L'altra domanda qual era? L'altra domanda qual era? Allora, il popolo anglosassone, anzi i musicisti anglosassoni hanno riportato la musica anni 70, giusto? Mentre in Italia tentenna un poco invece questo tipo di musica. Parla l'esperto. Buonasera. No, diciamo sì, finalmente anche in Italia si sta piano piano riscoprendo questa tendenza del ritorno agli anni 70, che è stato preso in prima istanza magari da un certo tipo di musica che era la musica dance, e comunque non dimentichiamoci che tanti artisti e DJ italiani sono arrivati ai primi posti in Europa, a Londra e in Inghilterra con pezzi anni 70. Comunque anche nel pop si sta fortunatamente riscoprendo questa tendenza, che sta dando possibilità sia ad artisti del passato di farsi riconoscere con dei pezzi giudicati nuovi dalle nuove generazioni, e anche ad artisti nuovi a cimentarsi in un revival che comunque fa parte della cultura musicale del nostro popolo. Infatti insieme a Bonolis noi stiamo lanciando questo grande stile anni 70. Sì, dai. Ballalo però, Tanto per cantare, tanto per sognare, tanto per cantare, tanto per sognare, tanto sole sarebbe se Bonolis, se ci fanno le imitazioni, va bene. Ma non vale, non avete ballato tutti quanti però, Balla solo lui. Balla solo lui. Ok, lui è il ballerino. Ok, complimenti al ballerino. Lui balla il ballerino perché lui viene imitato da Bonolis e soprattutto da Luca Laurenti, detto la bavosa, anzi aiutatemi a dire bavosa. La bavosa è il nostro grande amico Luca Laurenti, però con questo esploit che loro hanno, bellissima trasmissione come Striscia la Notizia, aiutatemi a dire Striscia la Notizia per far capire zia! Questa era la Striscia la Notizia. Sì, la notizia, vedi. Però dobbiamo ringraziare sempre questo nostro grande amico che è Bonolis. Concluderemo con aiutatemi a dire Bonolis. Ciao.
Hit Napoli 78 Mediterraneo. Anche se questo è un grande successo non del 78 ma del 74. Ricordi? Quella bambina con la veste corta. Un tempo ti tenevo tra le braccia. Grazie, ciao. Ciao. Grazie.